oltre 10 manifestazioni di interesse per Speedline, un marchio, un emblema, un simbolo del Made in Italy, un simbolo di eccellenza. Alla Speedline di Caselle di Santa Maria di Sala si riapre dunque la partita della vendita. Sul tavolo dei commissari straordinari dell'azienda, da un anno in amministrazione straordinaria, arrivate manifestazioni di interesse da parte di potenziali acquirenti. Tra i soggetti interessati compaiono anche alcuni grandi player internazionali del settore delle materie prime con operatori della filiera automotive. Si è lavorato per arrivare ad una soluzione, ora mi auguro che questa soluzione ci sia nell'interesse dei lavoratori innanzitutto, nell'interesse del settore e con la possibilità di rilanciare l'attività. Le manifestazioni di interesse ricevute dimostrano che il mercato valuta concretamente la Speedline come un'opportunità di investimento. Ora finalmente si può guardare con fiducia al rilancio di questa azienda storica nel sistema produttivo italiano. Ora tra i prossimi passaggi, secondo la nota del Ministero delle Imprese del Made in Italy, ci sarà una verifica approfondita su chi ha manifestato interesse che durerà fino al 31 gennaio 2026. Entro il 16 febbraio i soggetti interessati dovranno presentare le loro offerte vincolanti con piano industriale allegato. Nel corso di marzo, infine, è previsto che i commissari, in accordo con il Ministero, selezionino l'acquirente che abbia i requisiti per rilanciare la Speedline, mantenere e possibilmente aumentare l'occupazione e garantire continuità produttiva e di marchio.